Come previsto, da oggi iniziamo a trattare la parte relativamente al bambino. Bambino, ricordo che è la fascia di età compresa dall'anno di età fino alla comparsa dei segni puberali, che sono i peletti per i maschi e il seno per le femminucce. Andiamo quindi a vedere quali sono le principali differenze, soprattutto dal punto di vista pratico, rispetto alle manovre che si mettono in atto per la gestione di alcune emergenze sul paziente in età pediatrica, in particolare appunto bambini. Il primo argomento che trattiamo riguarda l'ostruzione delle vie aeree, che abbiamo già trattato insieme nella sezione lattante. Anche in questo caso definiamo l'ostruzione parziale e l'ostruzione completa. La prima è un caso molto più semplice e lieve, nella quale il nostro bambino respira, tossisce, può piangere. Quindi lo sentiamo, respirerà male, ma lo sentiamo. Cosa è necessario fare? Non applicare alcuna manovra, ma bensì tranquillizzare il bambino, tenerlo monitorato, rimanere con lui e se la respirazione ci preoccupa o dovesse peggiorare, chiamare immediatamente il 118 o il 112. Diverso è il caso dell'ostruzione completa delle vie aeree, nella quale il bambino non respira, non piange e non tossisce, dunque non lo sentiamo. Cosa è importante fare? Prima cosa dobbiamo sincerarci che il bambino stia soffocando, dunque chiediamo al bambino: stai soffocando? Se ci sembra che stia soffocando, non sentiamo voce, respiro o tosse, ci avviciniamo rassicurandolo che siamo lì per aiutarlo. Prima cosa da fare? Chiamare il 118 o il 112. Successivamente è necessario applicare le manovre di disostruzione, che sono differenti rispetto al lattante. La manovra in questo caso si chiama manovra di Heimlich, che si esercita e si fa ponendosi posteriormente al bambino, mettendo una mano chiusa a pugno sopra all'ombelico e ben sotto allo sterno, al centro dell'addome. Il pugno poi va abbracciato con l'altra mano ed è necessario eseguire delle spinte veloci e dinamiche da davanti a dietro e dal basso verso l'alto. Fino a quando proseguire con questa manovra? Come per il lattante, o fino a quando il bambino non espelle il corpo estraneo, quindi riprende a respirare, tossire e piangere, oppure fino a quando il bambino non perde coscienza. Se dovesse perdere coscienza è necessario iniziare con la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Vediamo insieme la manovra di Heimlich. Mano a pugno appoggiata dalla parte del pollice sull'addome, sopra l'ombelico e ben sotto allo sterno. L'altra mano sopra ed eseguire delle spinte da davanti a dietro e dal basso verso l'alto continue.